3 giorni di festa, mancano 2 mesi alla Dunata Triveneta degli Alpini e Conegliano, che festeggia i 100 anni della sua sezione, il 13, 14 e 15 giugno sarà pacificamente invasa da 40.000 amici delle Penne Nere. Il lavoro di preparazione è iniziato più di 6 mesi fa. La sezione di Conegliano conta 5.200 iscritti, coinvolge 17 comuni e 30 gruppi e per salutare questo traguardo, alla Dunata di giugno sfileranno per il centro di Conegliano almeno 15.000 alpini. Un format che da mesi vede gli alpini concentrati in eventi culturali che ci sono proseguiti in questi mesi qua. Ci saranno 3 giorni incredibili per Conegliano, per cui venerdì e sabato in preparazione, poi la domenica la sfilata. Un messaggio ai giovani per far capire che i valori degli alpini non sono, come qualcuno vorrebbe far credere, valori anacronistici, ma sono valori che oggi più che mai possono essere alla base della crescita di ognuno di noi. Abbiamo delle sezioni anche in centro-sud Italia che saranno presenti a questo centenario, quindi ci sarà un lustro notevole da parte delle sezioni nazionali e anche straniere, perché so che arriveranno anche dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Francia. Una Dunata per ricordare anche i veci, gli alpini che non ci sono più, e per celebrare quello che è un patrimonio dell'UNESCO da luglio del 2019. Abbiamo ancora numeri consistenti, stiamo lavorando anche con le truppe alpine, quindi i ragazzi che entrano nel corpo degli alpini si tesserano con noi, quindi lo stato di salute è ottimo proprio per tutte le iniziative che vengono fatte dalle sezioni, dalle nostre sezioni in Italia e dei gruppi. Enorme l'impegno dei volontari, saranno oltre 200 per garantire la sicurezza insieme alle forze dell'ordine. È un impegno soprattutto anche per i volontari che prendono parte, in quanto sacrificano la loro festa per riuscire a garantire un'adeguata cornice di sicurezza all'evento. Il momento clou la domenica mattina, dalle 7 l'ammassamento delle Penne Nere, poi il via alla sfilata, previste modifiche alla viabilità e sul sito della sezione le mappe interattive con tutte le informazioni. È iniziato il conto alla rovescia.